piacere. Allora, lei praticamente ha un problema, giusto? Un problema che cerca l'anima gemella. Si accomodi, si accomodi. Ma proprio dobbiamo trovare gemella. Certo, Perché vabbè, se si non troviamo accomodi. gemella non ho niente da fare. Certo. Perché vorrei... Ha detto si chiama Calogero? Calogero. Si accomodi, se no mi viene male parlare, mi spiego perché lei è alto e io sono basso. Grazie. Allora, signor Calogero, lei di dove è intanto? Io sono di Salerno, nativo, residente a Trapani. Ho capito. Quanti anni c'ha? Diciamo ho fatto 70 anni. Ha fatto 70 anni, però Sì. ne dimostra molti meno. Ma soprattutto la cosa importante è se ne sente molti meno, giusto? Certo, certo. Lei praticamente che età si sente? Dentro? Io, ma più o meno di 45 anni. Cioè lei si sente come se avesse 45 anni. E tanto è vero che lavora. Sì, e si comporta come tale, giusto? Certo, certo. Vabbè, signor Calogero, si avvicini un pochino, così siamo più... Mi dica, lei praticamente che genere di donna va cercando? Io per dirci la verità come è partito lei, l'ha detto già lei stesso. Io vado La va cercando giovane praticamente, perché lei essendo che ha 70 anni, ma se ne sente, attenzione, 45, la va cercando giovane. Ma magari pure di 40 anni. Anche di 40 anni, quindi partiamo da una base, Da una base. giusto? Partiamo dai 40, Sì, se sì. vuole possiamo partire anche dai 35, non è che ci No, assolutamente, anche 40 va bene. 40 va bene, quindi partiamo dai 40 anni fino ad arrivare a un'età di... cioè il massimo 45 anni. dai 40 ai 45, quindi la vuole bella fresca fresca, Certo, diciamo. Esatto. certo, certo. Va bene, e ha preferenza per quanto riguarda aspetto fisico? Cioè che genere di donna le piace? A me intanto mi piace una donna bionda. Bionda, la vuole bella bionda. Bella bionda. Poi? Ma poi se è bruna, diciamo sì. che... La stessa bionda o bruna, però l'importante è che sia no, bella... la cosa più interessante è che lei sia una donna virtuosa. Virtuosa. Definisca virtuosa, perché molti telespettatori non lo sanno. La virtuosa deve essere una donna che sa fare tante cose, o meno Tante tutto, cose. tutto. Cioè la cosa importante, principale che dovrebbe fare E sarebbe per dire avere l'amore, intanto per il marito, per la famiglia, anche per le dovrebbe persone. essere una casalinga, giusto? Assolutamente, è proprio quello che io Dovrebbe spero. pensare per lei, esclusivamente per lei, giusto? Per me e anche per la mia famiglia, per i miei parenti, per gli amici, perché quando noi siamo... In che senso? Cioè, chiariamo questo fatto. Benissimo, benissimo. Lei praticamente la vuole che diciamo, abbia cura di lei e della sua famiglia? Intanto cura di me e la mia famiglia, ma Sì. poi anche dobbiamo pensare per il prossimo, perché logicamente noi facciamo anche parte del prossimo, non è che siamo solo su questa non lo terra. metto in dubbio, cioè lei, questa donna che lei cerca Sì. dai 40 ai 45 dovrebbe pensare sia per lei che anche per i suoi parenti. Per parenti esattamente, è Se una cosa nel buona. caso i Sì. suoi parenti avessero bisogno, non so, Sicuramente, lei- sicuramente. la Sempre- donna si dovrebbe prestare giustamente anche ai suoi parenti. Esattamente. Ma questa è Anche agli amici, non soltanto ai parenti, Pure agli se c'è vicini di casa, diciamo, che hanno bisogno. A me mi piace una donna così liberale, ecco, che dà... Vengono da lei, praticamente le dicono Sì. guarda Calogero, Sì. abbiamo bisogno della Sì. tua donna, lei tranquillamente. No, no, prima. Perfetto, perfetto. Va bene, parliamo un po' di lei, signor Calogero. Mi dica. Lei ha detto che lavora, giusto? Sì. Che lavoro fa? Io, diciamo, fino attualmente faccio legnaiolo. Legnaiolo. Lavoro con la legna. Cioè fa legname praticamente? No, legnaiolo. legnaiolo è per dire come una specie di boscaiolo, però non in boscaiolo. Cioè praticamente lei è Io specializzato preparo la legna per portarla alle pizzerie, forni e così. E la taglia lei praticamente? Sì, la taglio È un io, lavoro sì. pesantuccio. Abbastanza. Esatto. Però io prima magari diciamo lavoravo solo. Sì. Come ho comprato un mezzo più grossetto, allora ci vuole più un'altra persona, prendo un'altra persona di certo. Vabbè, mentre i suoi hobby, cos'è che le piace fare quando lei ha tempo libero? E quando io ho tempo libero, intanto mi piacerebbe stare in compagnia, diciamo, con persone che diciamo, hanno un po' di giudizio, Certo. non con persone, diciamo, menefreghista, Certo. persone che... Intanto lei preferisce frequentare quelli della sua età o quelli diciamo della sua seconda età, cioè quello che si sente lei? diciamo io... Voglio dire, sono più preciso, Sì, sì. a lei piace frequentare gente dai 40-45 anni o gente dai 70 anni? No, a me mi piace frequentare la gente, diciamo, in generale. In generale. In generale, O vecchi, perché o siamo giovani, tutti è la sotto il stessa. sole, Esatto. non c'è particolarità per me, Perfetto, quindi non ha diciamo preferenze di età. preferenze per nessuno. Esatto. Poi ascolta la musica? Mi dica, la musica. Sì. Ma diciamo, io mi dedico più adesso nel lavoro che alla musica, però sono molto amante della musica e so anche fare diverse cose in merito alla musica. Perfetto.
Lei, non so, ha qualche hobby, qualche passione in particolare, non so, raccontare poesie, cantare? Sì, se ne vuole sentire qualcuna gliela posso pure... Ora, fra un po' dedicheremo qualche cosa alle telespettatrici che in questo momento la staranno guardando. Sì. Va bene, ritorniamo alla sua anima gemella. Noi abbiamo detto che lei vuole una donna dai 40 ai 45 anni, che sia bionda o bruna è la stessa cosa, l'importante più o meno, che sia, esatto. che sia lei non la vuole più grande di questa età, no, perché poi devo combattere io con lei, fa la cosa che mi sono incontrato, dobbiamo combattere reciprocamente. Esatto. Che sia una donna, se lavora o no è la stessa cosa, per lei non ha importanza, giusto? Come se lavora o no? Deve lavorare? Dobbiamo collaborare in famiglia. Cioè deve anche lavorare questa donna? A casa però. A casa. A casa. Quindi se non lavora fuori, per lei non ha importanza. No. Lei la può mantenere tranquilla? Sì, e lavoro io. Esatto. Io farò i migliori sacrifici per mantenerla a casa. Però la donna ascolti, non le ho domandato una cosa, ma lei ha la patente, la macchina ce l'ha? Sì. Ah, quindi guida? Sì. Perfetto. C'ha pure il motore, motorizzato? C'ho pure, intanto c'è avuto motore, adesso c'ho la bicicletta per fare un po' di allenamento la sera per mantenermi su. Sì. Giustamente se uno deve dimostrare. Infatti posso dimostrarci pure che quando ero militare ho fatto la corsa di 4.000 metri. Addirittura? E ho lasciato 10 soldati dietro di me e un caporale, 10. Addirittura? Io sono stato il primo. Mi immagino la faccia dei soldati. Una volta che sono stati lasciati indietro. Sì. Va bene, signor Calogero. Ok, allora ritorniamo sempre all'anima gemella. A questa ragazza che lei teoricamente dovrebbe conoscere tramite televisione. Abbiamo detto 40-45, abbiamo detto bionda o bruna è la stessa cosa. Per quanto riguarda aspetto fisico, perché lei mi insegna, le donne non è che sono tutte magre, giusto? Nella massa, esatto. Nella massa ci sarà sicuramente qualche donna diciamo un pochino più in carne. Esatto. A lei va bene? Ma diciamo se la trovo un pochino meno in carne, la cosa è migliore. Poi se fa meno sforzo praticamente, perché giustamente no, meno sforzo, diciamo che la donna più grassa richiede molta più cura. Esatto. Io parlo di me. Certo. Io sono stato sempre questo che sono, certo. 60 kg, lei pesa 65. Quanto è alto? Massimo. 1,55 m quando sono stato militare, no, più o meno. Quindi è facile da trasportare, 1,55 m per 60 kg comunque. Sì. Va piuttosto bene, giusto? Certo. Quindi non dovrebbe essere grassa. E nemmeno magra, perché essendo molto magra è male. Esatto, i manichi di scopa non piacciono, dici. Va bene, signor Calogero. Ascolti, un'ultima cosa, prima di rivolgere il numero alle telespettatrici e di aspettare che la chiamano. Lei sa che in questo momento le telespettatrici la staranno guardando. Sicuramente. Sì. E staranno decidendo se telefonarle oppure no. Certo. Lei ha detto che è un amante di poesia e quindi sa molte poesie. Sì. Vuole dedicarci, non so, un pezzetto di qualche poesia e poi successivamente un pezzetto di qualche canzone che lei sa cantare bene? In onore di queste telespettatrici che in questo momento la stanno guardando. Benissimo. Va bene, allora cominciamo prima con la poesia. Va bene? Guardi la telecamera e la reciti. Due fidanzati durante il periodo del loro fidanzamento si erano messi d'accordo. Ogni bacio che lui dava a lei gli metteva mezza lira dentro il salvadenaro. Venne il giorno dello sposalizio, per contribuire alle spese del viaggio di nozze decisero di rompere il salvadenaro e fra tutte le mezze lire su esce fuori un maringo d'oro e il fidanzato rimase sospeso. Dice: vabbè, come mai questo maringo d'oro? Io non ce l'ho messo davvero, come mi spieghi questo fatto? E lei gli rispondi: ma che ti credi, che tutti erano stupidi come te? Bellissima poesia, davvero. Grazie. La ringrazio. Beh, proprio una poesia. È la prima volta che sento una poesia del genere. Sinceramente somigliava di più. Ma ce n'ho ancora un'altra. Altre poesie? Dopo di questa uguale, più o meno. Questa è per dire parte di fidanzati. E queste poesie praticamente le studia lei oppure le legge? No, queste diciamo da giovane l'ho sentito, mi sono rimasti in mente perché somigliava comunque a una barzelletta, però se lei dice che è poesia, è poesia. No, questa è... Va bene, allora ascolti. Che è bellissima pure, uguale quasi a questa. Se vuole posso pure dedicare. Allora guardi sempre la telecamera e la reciti. 3 amici abitavano in una camera di un albergo grattacielo in America, al 90° piano. Comparazione volle che si guasta l'ascensore. Dice: beh, come si fa? Bisogna andarci a piedi, ci vorrà un mese. Allora uno dei 3 amici dice: sai, come facciamo? Beh, sapete, se voi dico mi buttate giù dal 30° piano. Vabbè, ci vuol dire di che cosa si tratta? Sapete, io non ve lo posso dire, ma se volete proprio ve lo dico, Ve lo dico che mi sono scordato la chiave della camera giù dai portieri. I 3 amici sveddero.
Incredibile. Incredibile, davvero una bella poesia. Complimenti. Eppure diciamo significativa. Penso che lei d'altronde ci sono poesie che sono molto significative, poesie romantiche, poesie. Questa è una poesia un po' particolare. Certo. Va bene, signor Calogero, allora come ultimo ci vuole cantare questo pezzetto di canzone magari, per far dilettare le telespettatrici che in questo momento la stanno guardando e stanno decidendo se chiamarla oppure no. Questa canzone ha per titolo Marina. Marina. Di Marina. Perfetto. Mi sono innamorato di Marina. Ti voglio più presto sposare. Perfetto. Bellissima, complimenti ancora. Non avevo finito. Vabbè, ma siccome... ha capito, dice già l'essenziale. Sì, no, ma si vede che canta benissimo, proprio c'ha una voce. Grazie. C'ha una voce. Speriamo che quando la canterò ancora più meglio lasciare il pubblico contento. Certo. Va bene, allora arriviamo al punto. Amiche telespettatrici, avete conosciuto il signor Calogero, ripeto, 70 anni, però non li dimostra assolutamente. Giusto, signor Calogero? Spero. Che va cercando una donna. Non sarò io a giudicare, ma saranno loro. Ma loro lo stanno vedendo. Grazie. Che sta cercando una donna dai 40 ai 45 massimo, attenzione, che possa mettersi con lui. Per cui, telespettatrici, avete sentito, diciamo, i gusti del signor Calogero, deve essere o bionda o bruna, non ha importanza, deve essere snella, non deve essere in carne perché al signor Calogero la carne non piace e soprattutto deve essere disposta ad accontentare il signor Calogero nei lavori di casa e soprattutto a mettersi a disposizione anche con la parentela, giusto? E con gli amici, certo. Giusto? Giustissimo. Per cui, ripeto, per tutte quelle di voi che sarebbero disposte a contattare il signor Calogero, 70 anni, di Trapani, possono farlo chiamandolo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Il signor Calogero è qui, sta aspettando ed è ansioso, sta aspettando le vostre telefonate, per cui amiche telespettatrici, telefonate. Signor Calogero, come ultimo messaggio che vuole dedicare alle telespettatrici che la stanno guardando, un ultimo messaggio: guardi la telecamera e parli, si rivolga direttamente alla donna che la sta guardando in questo momento. Comunque io voglio dire soltanto che effettivamente se questa ragazza veramente la troverò, cercherò di fare del mio possibile di farla felice. Poi oltretutto cercherò di fare anche felice agli amici e spettatori che saranno contenti di questo, diciamo, passo che sto facendo. Certo, perché lei praticamente diciamo, la vuole mettere a disposizione anche di chiunque vuole essere amico suo, giusto? Diciamo, voglio che sia messa a disposizione di tutti, nel senso che diciamo, capiscono che questo è un matrimonio domani che si farà, che però lei che sarebbe edificante sia per me che per gli altri, certo, perché ricordiamoci bene che il matrimonio è una cosa molto sacra, non è una cosa di niente. Appunto. Va bene, abbiamo detto tutto. Amiche telespettatrici, avete sentito? Per la rubrica dei Cuori Solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente il signor Carucci Calogero. Ok, ciao. Ringrazio telefonate. Ringrazio a tutti e vi voglio tanto bene. Perfetto. Oh yeah.